going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Ciao da Nicoletta e oggi è l'11 febbraio e quindi per me è un giorno un po' particolare perché vi lascio un pezzo di me oggi, ho voglia di lasciarvi questo. Sarebbe il 68esimo compleanno di mamma Annalisa. È un po' particolare perché qualche anno fa la mamma ha deciso che il suo tempo sulla terra era finito ed era il momento di andare in un'altra dimensione. E sono sincera, tanti mi dicevano ritrova tua mamma, connettiti con lei, perdona qualcosa, e io mi sentivo comunque già di aver fatto questo passaggio, però c'era una cosa che mi lasciava un po' basita, perché sono sincera, in questi 5 anni non mi è mai mancato così tanto, non ci ho mai pensato, sì, nel senso ci pensavo, però era qualcosa che era successo, non era una mancanza, non ne sentivo la mancanza. Invece stranamente in questi giorni mamma mi manchi, e te lo dico col cuore, però ci sono tante persone che mi dicono che in un'altra dimensione tu ci sei e in un'altra dimensione tu sei lì che non mi fai che aspettare il mio là per far sì che io tocchi con un dito i sogni e gli obiettivi che io ho e che tu sai che io ho. E forse anche per quello stamattina parlavo con Monia, la mia sorellina d'anima e la ragazza con cui ho scritto l'ultimo libro che è Vincere la paura, e mi diceva, sai che vuol dire che stai veramente, come si può dire, non so chi crede al karma, chi crede a qualcos'altro, stai rielaborando quel lutto e ti stai permettendo di connetterti a quello. Quindi mamma, è vero, mi manchi, stammi vicina da lassù perché so che succederà qualcosa di meraviglioso. Qual è il messaggio che voglio lasciarti? Quante volte razionalmente cerchiamo di controllare le emozioni? Quante volte razionalmente cerchiamo di fagocitare appunto i moti del cuore e quante volte decidiamo di implodere senza renderci conto che se implodiamo, se evitiamo di ascoltare il cuore, se evitiamo di far sì che un certo sentimento possa forse una volta nato evolvere, o se impediamo addirittura che il sentimento nasca, prima o poi paghiamo pegno, prima o poi comunque quando ci guardiamo indietro diciamo, e se? Ha senso avere dei rimpianti, o ha senso essere sempre connessi al cuore, ha senso essere sempre connessi a quel qualcosa che va oltre noi stessi? Chieditelo, e con l'augurio che tu possa veramente mettere in stand-by il cervello, la razionalità battente, e con l'augurio che tu possa ricontattare l'anima e permetterti di amare e di riprovare certe emozioni. Buon 11 febbraio mamma, fai sì che questo avvenga. Ciao, ciao, ciao. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round.